Siamo a San Ponaro, nella più profonda campagna veneziana. Profonda, un abisso. Che stupido che ti sei. Dal 15 giugno scorso i coniugi Leamaro, Evaristo e Maria Rosa non hanno più notizie del loro unico figlio Peppino. Quale mistero, quale segreto si cela dietro la scomparsa di questo ragazzo, che tutti ricordano come il più tranquillo ed affettuoso dei figli? Oh, ma torniamo a casa in qualche modo. Peppino Leamaro nasce a San Ponaro, in provincia di Venezia, 71 anni fa. Era un giovane operatore agricolo che passava le giornate nell'azienda del padre giocando a spanna e scupicio e a saltamusso. Un ragazzo semplice, pulito, che amava il ballo e sognava una vita diversa. La ditta! Non vuoi pistare i mesi brecani? Sui giovane! Vuoi divertirmi? Vuoi andare in discoteca? Vuoi andare in America? A te dai una sava su camisetto, la femmina ha fatto il pilota come i puastri. Ha preso i soldi dal salvadanaio, il suo ballenottero e ha detto: vuoi andare da Igi a Venezia? Mi trovi un lavoro e stai là! Hai di canna a testa così tu la mangia calmarsi, addio. Lei era un bravo tosato, il mio Peppino! Ma là tu finivo da infotare, Dio, e le femmine le come in Sardegna, che vai a testa, adesso le bottuto! Dopo l'ennesima litigata col padre, che gli impediva sistematicamente di andare in discoteca, sostenendo che quella fosse la casa del diavolo e del peccato, Peppino dice di voler andare dagli zii, dai lontani parenti che abitano a Venezia. Ma a Peppino, a Venezia, vi è mai arrivato veramente? Maria Vergine, mi scusi, Samò, tutta la casa in ribaltone, perché in questi giorni non ho avuto neanche il tempo di respirare. Guarda, se mi assa tutta la roba in giro. Oh, ti una bella mania, sa. Cosa si arai? Se canai 5. Ciao Silvano, ciao Beo! Guarda, se sapevo andavo a farne a messa in piega, no, Sergio? Cosa stavo bene, Sergio? Beh, come insulti, si sa. Cosa ti dici? Tiro fuori la peiccia. Vedo che ti ha già preparato il smoking. Per forza, una volta che stiamo in televisione, facciamo bella figura, no? Ti ha ragione, sa, anche poi gente che vede, no? Che così si aveva bocca un bel tocchetto. Ascolta, ma se l'intervista perché abbiamo vinto al bingo. Cosa? È scomparso tuo nevoto, io che stavo in campagna, no? Maria, mio nevoto, sarà 2 anni che non lo vedo. Qua è che aveva da venire? Ah, non sappiamo mica niente noi. Sì, ma se che a fare la tragica, in fin dei conti è sempre tuo nevoto, no? Guarda a guardare, ah? Tu, aspetta. Non è mai arrivato, qui non sappiamo niente. Siamo alla stazione ferroviaria di Mestre ed è da qui che la sera del 21 ottobre Peppino Leamaro avrebbe dovuto prendere il treno delle 23:45 per recarsi dagli zii a Venezia. Bravo! Ma Peppino su quel treno c'è mai salito? Un anziano signore asserisce di aver visto Peppino allontanarsi con fare sospetto verso quella direzione. No, quella direzione, quella direzione che hai detto te? quella l'Asia direzione. Ora sì, ti hai ragione te. Quea. Lei sostiene che il 30 giugno scorso, a luna di notte, ha visto il giovane Peppino Leamaro non prendere il treno, ma allontanarsi in direzione dell'uscita. Chi sei che l'ho vista? Peppino Leamaro, il giovane scomparso. Quando? Il 30 giugno scorso. Vieni qua che non sento. Giancarla! Chi sei sto giovane? Ti sei mio nevoto? Oh bello che ti sei, ciò. Oh, ma possibile qua beccarmi sempre misti qua? Giancarla! Allora arriva sto pomocotto! Abbiamo ricostruito, grazie ad una rielaborazione al computer, quello che potrebbe essere l'attuale aspetto di Peppino e abbiamo ripercorso quella stessa strada, buia, malfamata e frequentata da prostitute e gigolò che l'ha inghiottito così misteriosamente. Appena ci avviciniamo, le 2 prostitute cominciano a scappare, ma poi riusciamo a convincerle e a parlarci insieme. Scusate ragazze. Ciao belli! Ciao belli! Stiamo cercando un ragazzo. Non è che per caso voi prostitute... Ma ragazza papà prostituta, ciao, ma con chi crede avere che fare, ciao? Ciao, se dai 9 che aspettiamo l'autobus qua al freddo. Siamo andati a mangiare fuori pizza coi fiori a palestra, vero Jenny? Sì, Babi, so che ora va in discoteca, noi altri invece andiamo a casa perché dobbiamo alzarsi presto domani mattina per andare a lavorare. Ascolta, ora che ti ha poco da guardarmi così, ascolta giovane, non sai che ti ne dai un passaggio? Oh, guarda chi va via, maleducato, però si gira no, mi campa il sì che... Aia, Babi, si è dato un tacco! Aia, Babi! Aspetta! Peppino Leamaro è forse caduto nella maglia della prostituzione? Nascondeva forse una doppia vita? Di giorno contadino, di notte gigolò? Perché c'era cabello, Oh, c'era un tipo.
La mattina del 10 luglio, poi, il portafoglio di Peppino viene ritrovato in mano a due giovani extracomunitari visti spesso girare nel quartiere. Peppino era forse a capo di un traffico illegale di clandestini? Ok amico, io ho trovato il portafoglio, ok, già detto, non ho rubato, ok amico, no problema, non riprende amico, buono? Vuoi dire noi sempre noi rubare? Sì, questa grande non è vero, falsità, non ok? è vero noi rubare. lavorare oro, il nostro oro dei Ma non oro nostri rubato, miniere, oro ok? No nostro. amico, non riprende Oro amico. nostro, non rubato. Vuoi venire a vedere le nostre miniere, ok? Noi vendere anche autoradio. Ma no autoradio No autoradio rubate, della rubato, nostra autoradio industria nostro. di autoradio. Noi Buono, vivere di amico, nostro non artigianato, riprende, noi amico. vivere il nostro Nostro artigianato, Gioca 50.000, amico. dov'è Pallina? Amico, dov'è Amico, gioca Pallina? 50.000, Gioca dov'è facile, Pallina? vinci Pallina è sicuro. qua Non sotto. riprende, amico. La trama si infittisce sempre più e neppure le indagini dei carabinieri sembrano approdare a qualcosa di concreto. E come potete vedere, allo stato attuale abbiamo perquisito tutta la casa, ma l'unica ipotesi valida è quella dell'avvelenamento che lo scomparso avrebbe subito mentre stava consumando la cena. O cena che ovviamente, come potete vedere, è rimasta intatta. Ma ne c'ha, l'avete detto? Appuntate, ma sto parlando dell'avvelenamento. Oddio, dite che lo scomparso è stato avvelenato. Oddio, appuntate, ma che avete fatto? Vi siete mangiato le prove avvelenate. Oddio, avvelenato. Oddio! Ma ne c'ha, mi sento male. calma! Madonna, tu Oddio, guardi. ma state calma! Ma le ne prove c'ha, non voglio morire. Ma ne c'ha, non voglio morire. Ma ne c'ha. L'omertà sembra regnare sovrana in questo quartiere L'omertà? Ah, mi non so niente, non ho visto niente. e tutti sembrano restare muti come pesci. Ma ancora una volta, a far luce su questa fitta trama di misteri, un super testimone, Franco Boscolo, che preferendo mantenere l'anonimato chiameremo Ted Kilimangiaro, dichiara di sapere dove sia il ragazzo. Guardi, esistono dei locali, di discoteche che sono per uomini a cui piacciono altri uomini, diciamo frufru, e io frequento abitualmente in quanto sono appunto frufru all'insaputa di mia moglie, ecco. Ed è lì che ho conosciuto Franca. Quindi lei sostiene che il ragazzo non solo fosse Frin Frin, ma che nell'ambiente fosse conosciuto addirittura col nome di Franca? Guardi, io stesso mi facevo chiamare Manuel, mi raccomando, non inquadratemi il viso, non inquadratemi il viso. E abbiamo vissuto una storia d'amore stupenda di 18 anni con il ragazzo. Non inquadratemi il viso, altrimenti non parlo più, non inquadratemi. Che io mi nuvole, no? Chi l'ha detto che va con gli uomini sessuali? Ma cosa vuol dire lì? Ha detto che lei è così. Mio figlio, lei, omosessuale, oggi mi chiama ma mio No, alza calma. La duplice notizia, non solo che Peppino fosse gay, ma che già da quando aveva soltanto 2 mesi avesse instaurato una relazione col Ted Kilimangiaro, mette a dura prova i suoi genitori colti entrambi da malore. Essi però riescono a trovare lo stesso la forza ed il coraggio per lanciare un ultimo appello. Peppino, è meglio che ti sei sparito da solo, che se solo ti mi capiti davanti e te ne dai tanti e tanti, che vergogna! Ma mi da piccolo, quando lo allattavo, non mi ricordo mai di avere visto sto Ted Kilimangiaro. Mio Peppino, lei è innocente! Come ha fatto ad avere una storia d'amore di 18 anni? Infatti, il super testimone, vista la foto del ragazzo, dopo poco si ricrede e dichiara che si è trattato solo di un equivoco. No, scusate, non è lui, mi sono sbagliato a monte tutto, scusatemi a monte tutto. Stop! Basta! Oh, ma chi è che ha trovato sto super testimone? Dai, via la luce, via la voce schermata, la Che maschera. cosa vorrebbe dire quella voce schermata? Questa è la voce mia, E mi raccomando, mantenete l'anonimato, nessuno deve sapere niente. Va bene, non si preoccupi, signor Franco Bosco, abitate via Cesare Battisti 31, interno 7, terzo piano. Nessuno saprà che lei è gay. Oh, che impesta sto caso. Al caso, sì, sul caso impestantino. Prova a pensare. Discoteche, Sì, locali strani, lo schisti, robe. prostituzione, servizi segreti. E siete in mezzo a CIA. No, mi escludería, Cia, te ho già detto, escludería. Dai, ti sei ancora in contatto con CIA. Proviamo a chiamarla. Dai. Cia! Io sapevo mi come serve a Cia sempre a disposizione. Chi si spario? Peppino il contadino. Non voleva andare in America, è un vegetariano. Ciao! Oh, ma avevo detto che andavo in America sul serio. Sono andato in America, ho aperto una catena di ristoranti, ho fatto successo. E adesso mi mandi i soldi, il money. Questo è il simbolo del mio ristorante, Planet Peppino. Adesso che fai aggiungere anche il polastro e il chicken. Comunque state tranquilli che io sto bene. I'm fine. Kisses. Baci, evviva!